Buona giornata, ben trovati, buon lunedì, una nuova settimana che andiamo ad iniziare volendovi raccontare un po' quelli che sono stati gli appuntamenti e le gare, le vittorie, le medaglie del fine settimana. Sempre e naturalmente con la vostra web tv www.venetoglobe.com, con il vostro digitale terrestre che corrisponde al canale 95 di Caffè TV 24 per Veneto e Friuli Venezia Giulia. Caffè TV 24, l'emittente che si capta e si riceve un po' in tutto il nord Italia, Emilia Romagna e Marche comprese. Andiamo a vedere allora quali sono state le principali notizie per questo weekend. Cominciamo dal nuoto. Il nuoto mondiale ha festeggiato nel fine settimana, aveva festeggiato già venerdì, la vittoria dell'oro del settebello italiano per quanto riguardava la pallanuoto maschile contro la Spagna. Grandissima vittoria. La quadrarella, per quanto riguarda il nuoto, si porta a casa un meraviglioso argento poi negli 800 stile libero e dà appuntamento a Tokyo alla Liedeschi per cercare di avvicinarla ulteriormente. Ottima la 14enne Pilato che conquista un argento bellissimo nei 50 rana, solo bronzo invece per Paltrinieri nei 1500 dove si ferma così il suo regno. Formula 1 adesso con un Gran Premio di Germania con la pioggia e vittoria di Verstappen che ha preceduto Vettel su Ferrari, partito addirittura dall'ultima posizione. Terzo Kvyat su Toro Rosso. Tour de France, quindi le due ruote a pedali con il Tour de France concluso con la vittoria del colombiano Bernal. In festa come tutto il paese, in festa c'è anche la Pinarello perché la bicicletta di Bernal è una Pinarello. Nibali risorge, vince la tappa di sabato, mentre sugli Champs-Élysées in serata taglia il traguardo per primo Ewan. Chiuso anche il Giro del Friuli, 5 tappe con l'arrivo ieri a Trieste in Piazza dell'Unità, ha vinto Padun mentre la volata se l'è aggiudicata Hodeg. A proposito di ciclismo andiamo a Porto Buffolè perché negli scorsi giorni si è inaugurato il nuovo museo del ciclismo. Sentiamo allora un duo eccezionale di vecchi, tra virgolette, campioni, ma averne così, Balmamion e Longo, sentiamoli. E allora siamo rientrati un po' più freschi, si sta qua, no? Ma a parte che voi insomma di fatica e di sudore ne avete Balmamion, un nome, un marchio, una fiducia, insomma la riconoscono tutti ancora. Ma diciamo che a parte che ho una trentina di chili in più e poi mi sono tinto i capelli, comunque il viso forse è rimasto lo stesso. Il viso sicuramente e anche le gambe, insomma. No, le gambe no. Non paragoniamole più a quelle di una volta. Vabbè, qui a fianco altre due belle gambe che sono quelle di Renato Longo, ma vi conoscevate già? Sì, noi abbiamo corso insieme anche. Sì, nelle gare su strada io facevo il ciclocross, ma facevo anche la strada un po' di pista e praticamente abbiamo corso insieme più volte. E non soltanto, ma con Antonio Lot siamo stati i primi due fondatori di questo museo. Nella taverna da Tony Pessotti siamo trovati nel 1995. Corrono gli e anni, da là si è incominciato con le maglie, a dare le maglie e i vari cimelli. Renato, è bello però, e anche Balmamion, è bello avere questo tipo di museo perché si ricorda veramente quello che è stato fatto, no? Diciamo che sicuramente io ero stato appunto qui nel 95 quando l'avevano inaugurato, diciamo che sicuramente è una bella cosa anche perché il ciclismo è uno sport che tiene uniti, perché si è avversari in corsa sicuramente perché uno se può vince, però poi si rimane amici, fraterni fra di noi. E lo state dimostrando. E allora Renato e Balmamion, Sì, grazie. una grande amicizia che nasce da lontano, e poi che è normale nell'ambito del ciclismo soprattutto, perché noi abbiamo corso con grandi campioni del passato come anche Tipoli, Dovri, Nencini, Baldini, con Bianco, Adone, anche noi non scherzavamo e abbiamo vinto più titoli anche, perché 5 campionati del mondo, 12 maglie tricolori, una maglia tricolore su pista, è qualcosa che è indimenticabile. E avete fatto qualcosa, bene, grazie. Quel che si è potuto, grazie mille, arrivederci a tutti, grazie. Grazie a voi. Grazie.
Due grandi campioni che abbiamo salutato con piacere, Franco Balmamion e Renato Longo. Renato Longo, tra l'altro, per chi non lo conoscesse, quei pochi, è di Vittorio Veneto, attenzione, quindi un sinistra Piave doc. Nazionale di basket in ritiro a Pinzolo in questi giorni, dove gli azzurri vi rimarranno fino proprio ad oggi. Poi esordio, si comincerà a pensare decisamente al mondiale, esordio il 31 agosto contro le Filippine. Dal basket alla pallavolo, perché anche qui si comincia a pensare sul serio alla seconda fase di allenamento per quanto riguarda Blengini e la sua nazionale maschile. Farà lavorare i suoi giocatori a Bari, dove dal 9 all'11 di agosto si terrà il preolimpico contro Camerun, Australia e Serbia. Sempre oggi raduno a Catania delle azzurre della pallavolo femminile guidate da Davide Mazzanti, ci sono naturalmente anche le nostre pantere, anche per loro preolimpico dal 2 al 4 agosto giocheranno contro Kenya, Belgio ed Olanda. Sempre per la pallavolo è stato presentato il calendario della Superlega maschile, al via ci saranno due venete, Padova e Verona, prima giornata il 20 ottobre con il Padova in trasferta a Modena e Verona invece in casa contro Sora. Adesso il calcio, perché nel fine settimana si è cominciato anche a vedere qualche amichevole, si sono cominciati a vedere i primi gol, saranno anche gol del calcio d'agosto, però insomma ne avevamo bisogno, come ne aveva bisogno l'Inter che ha vinto contro il Paris Saint-Germain per 7-6 dopo i calci di rigore. Anche il Milan ha giocato bene, però ha perso, ha ceduto intorno all'80esimo, 75esimo minuto di gioco contro il Benfica, ha perso per 1-0 dopo aver sbagliato 4 o 5 gol già fatti. A Napoli vince per 3-0 contro il Liverpool, complimenti per Insigne in pieno spolvero, in piena forma. Poi Swansea-Atalanta 2-1, Roma batte Ternana 3-1, Parma-Trabzonspor 2-2, Spal-Feralpi Salò 4-1, Sassuolo batte Südtirol 2-0, l'Udinese ha perso dal Dortmund per 4-1, la Lazio invece vince 4-0 con il neopromosso Mantova in Serie C, Cagliari-Lez 1-1, Lecce batte Frosinone 4-1, Brescia batte Renate 2-0, a Cittadella, il Cittadella ha giocato sia sabato che domenica, Cittadella con il Vicenza ha perso per 3-1, si è rifatta subito il giorno dopo contro il Trento per 6-0 ed infine Padova Virtus Verona 0-0. Non possiamo non ricordare che in Serie B il Pordenone di Tesser a Chions in amichevole sabato ha vinto per 5-0 dopo che il primo tempo si era concluso 0-0. Completati i gironi della Serie C, girone B con questi accoppiamenti per la prima giornata: Modena-Vicenza, Triestina-Gubbio, Virtus Verona-Padova e Vispesaro-Sud Tirol. Dalla Serie C passiamo al nostro campionato, che sarà quello di riferimento, ovvero quello di eccellenza, che seguiremo con servizi, interviste e telecronache per tutta la stagione. Una stagione che andrà ad iniziare il 1° settembre per quanto riguarda la Serie D, con Coppa Italia il 18 agosto, con i preliminari il 25. Il primo turno, eccellenza, promozione, prima e seconda categoria, invece cominceranno l'8 di settembre, ma le prime gare ufficiali sono in programma già il 25 agosto con la Coppa. A proposito di raduni, sta lavorando il Montebelluna, sta lavorando il Giorgione, sta lavorando l'Eclisse Careni Pievegina, che oggi, questa sera, si porta dopo la cena a fare i test al campo di Solighetto e nei prossimi giorni il via. Oggi ha cominciato a sudare e a lavorare anche il nuovo Treviso del presidente Sandri, che vedete lo ha fatto a Nervesa, al Gipoviani di Nervesa, mentre mercoledì mattino intorno alle 11:30 l'appuntamento per gli sportivi sarà in municipio a Treviso per la presentazione delle maglie del nuovo Treviso Calcio. Le altre squadre al via: Vittorio
territorio veneto già partito, il Lia Piave si ritroverà tutto il 5 agosto, gran parte delle squadre inizieranno proprio lunedì prossimo 5 agosto per quanto riguarda il calcio è tutto. Lasciamo la Serie A, la Serie A1 del basket, la TVB sta pensando ancora ai suoi giocatori da acquistare, serve un play soprattutto. Andiamo in Serie A2 femminile dove Brotto, Zecchin, Colombo, Caffau e adesso la giovanissima Angelica Castellani, anno 2000, data del raduno a Ponzano confermata per il 19 agosto con la prima amichevole il 6 settembre al Palacicogna di Ponzano contro la Libertas di Udine. Il campionato al via il 28 settembre in casa contro Bolzano. Campionato che inizierà per la Serie B maschile il 28 settembre, affronterà Vigevano, la formazione di Mian, e tra l'altro Vigevano è una delle formazioni che potrebbe essere candidata alla vittoria finale. Saremo molto attenti anche al campionato Pro 14 del Benetton, sono state ufficializzate le 2 amichevoli di settembre tra Benetton e Zebre, con adesso tante occasioni anche per salutare gli sponsor come vedete in questa foto. Oggi per esempio alla Ghirada si sono incrociate, diciamo così, 3 forze del rugby internazionale, e cioè la Benetton nei normali allenamenti che sta tenendo sui suoi campi della Ghirada, la nazionale italiana che si sta preparando, nazionale italiana che è stata presentata sabato sera in piazza nel Salotto Buono di Treviso dal sindaco Mario Conte, che ha salutato appunto l'Inghilterra. Eccoli qui gli inglesi che anche oggi hanno fatto allenamento prima in palestra e poi sui campi per non incrociarsi, vi dicevo, con Benetton e nazionale italiana. Insomma, grande traffico alla Ghirada per uno sport e per uno sport, veramente per un rugby che diventa molto importante proprio per la città di Treviso, e non solo città ma anche per l'intera provincia trevigiana. Andiamo a parlare e concludere il nostro appuntamento con l'atletica, perché in Alpago nel fine settimana si è corso e si è parlato di triathlon. Si è corso più che parlato, perché parlarlo ne parliamo noi, e allora vediamo il servizio. Oggi è arrivata una bellissima vittoria in casa, anche vista questa giornata piovosa e grigia, però sono veramente felicissimo perché ho avuto tutte e 3 le frazioni sotto controllo, ho fatto un grandissimo nuoto, alla prima boa ero in testa, dopo qualche problemino mi sono un attimo contratto, però comunque ero lì a contatto con i primi. In bici ho provato l'azione a metà del primo giro e sono riuscito a portare via una fuga da 3, abbiamo spinto veramente bene insieme a Jakub Sosniok e Stefano Rigoni e siamo riusciti a prendere un gran vantaggio per entrare in T2 abbastanza tranquilli, insomma distanziando gli altri dietro, e dopo ho solo dovuto correre al massimo. Prima ho avuto una grande resistenza di Sosniok che non voleva cedere ai miei attacchi, però alla fine sono riuscito a scappare via e arrivare da solo, insomma un'enorme soddisfazione veramente. È da 1 mesetto e mezzo che ho dei problemi che mi hanno impedito di allenarmi come volevo, ho comunque continuato con gli allenamenti però non come volevo io, e oggi però veramente mi dà morale questa cosa, perché so che c'è ancora margine e quindi voglio un finale di stagione veramente alla grande adesso. Questa vittoria la dedico alla mamma e al papà, perché era tanto tempo che non riuscivo a vincere una gara così, e veramente la dedico a loro perché gli voglio tanto bene. È stata una bella gara, a nuoto abbiamo preso il largo in 4, siamo usciti dall'acqua però in 3, in zona cambio purtroppo Lilly è caduta all'uscita, quindi salita in bici si è ritrovati Elisa come tutte le ultime gare. Abbiamo collaborato tutta la bici e una volta scese sono stata più veloce di lei. Era un mese che non gareggiavo, settimana prossima c'è il Grand Prix, quindi è stata una gara per testare un po' anche la condizione per settimana prossima. La location ormai è collaudatissima, penso che pochi posti come questo, per la vicinanza, le vie di comunicazione, per il panorama, per la presenza di un lago che ha caratteristiche importanti, e per il contorno soprattutto, che dà la possibilità di organizzare eventi sia stradali che di cross, mettono Fara d'Alpago ai vertici come location per questo tipo di eventi.
Sì, è una tradizione che si rinnova e siamo felici di ospitare in questa cornice naturalistica straordinaria che è il Lago di Santa Croce, manifestazione importante che ha numeri sempre crescenti e che è un volano anche per il territorio per farlo conoscere e per portare i turisti a conoscere proprio la nostra conca. Sono atleti straordinari perché il triathlon è una disciplina completa, quindi dal nuoto alla corsa alla bicicletta, e sono tutti sport che si sposano benissimo con il nostro territorio. Abbiamo il lago appunto per il nuoto, ma tantissimi sentieri che sono percorribili sia appunto di corsa che in bici, e questo non può che essere assolutamente positivo per sviluppare anche di più questo territorio. È un bellissimo territorio, ha ragione, è una location stupenda questa del lago, e allora il lago di Santa Croce, benissimo, andiamo a chiudere il nostro appuntamento ricordandovi che noi ci troveremo domani sempre qui sulla www.venetoglobe.com e sul canale 95 di Caffè TV24. Buona giornata a tutti.